Questa trasmissione è offerta da Panificio Adami. Eccoci qui al punto, benvenuto al sindaco di Moggio Udinese, Giorgio Filaferro. Benvenuto sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Benissimo. Allora, Moggio Udinese sappiamo è una località molto ambita che è Friuli perché abbiamo più posizioni da vedere, no? Sono andato gli alpinisti della zona, fanno man bassa e in ogni caso ci sono tante cose da vedere. Ma com'è la situazione generale sul territorio di Moggio? Situazione che riguarda un po' anche la pandemia ovviamente, ma anche la situazione economica perché c'è stato un riverbero al ribasso e già la montagna soffre e per cui il sindaco ci dirà a che punto stanno le cose. Beh, allora Enzo, diciamo che la situazione generale sicuramente non ci si può lamentare, cioè lamentarsi in questo momento è una cosa che non si deve fare generalmente, però qua da noi sinceramente parlando in termini generali davvero la situazione non è così male. Ovviamente essendo come tu hai accennato prima in montagna, sappiamo che la montagna soffre in maniera importante non solo da noi ma in tutta Italia e anche in Europa, quindi non è davvero una situazione facile perché purtroppo diciamo che è uno degli elementi che solitamente viene tagliato, la montagna viene solitamente tagliata dalla politica perché ovviamente probabilmente ritengo io c'è poca possibilità per quanto riguarda il bacino elettorale, per cui penso che sia questa la motivazione principale, insomma, no? Pochi abitanti, quindi poca capacità, potenza in termini elettorali, per cui solitamente si tende a tagliare. E quindi sicuramente non è facile la situazione, ecco. Però, insomma, siamo qua per cercare di continuare a sopravvivere e fare le cose come il meglio possibile, questo è scontato, no? Ecco, le piccole attività, insomma, hanno ripreso un momentino, seppur con la regola che si hanno imposto, a rivitalizzare un po' la zona, perché insomma io so che il centro di Moggio è sempre ben, diciamo così, non dico affollato, ma comunque c'è gente che gira, che va, insomma, che manda avanti la vita normale, ecco. Le piccole attività soffrono ovunque, non solo in montagna, no? Io ho visto anche nelle città ultimamente che chiudono tanti negozietti ovviamente nei centri storici ed è una situazione davvero complessa. Si è perso un po' quella storia, no? Qui eravamo abituati ad andare sempre in centro, anche nelle grandi città, per andare a visitare i negozi, eccetera. Però vedo che c'è una situazione di difficoltà non solo da noi, ma ovunque per quanto riguarda i piccoli negozi. No? Evidentemente i grandi centri commerciali hanno causato una concorrenza spietata e quindi sono in grande difficoltà. Sì, stanno soffrendo anche qua, ovviamente, no? Come dappertutto, però economicamente ne abbiamo alcune attività, abbiamo anche due cartiere, una particolarmente grossa qua a Moggio, che fortunatamente stanno andando avanti bene, stanno procedendo bene, e questo garantisce quello che è fondamentale per la montagna, cioè riuscire a garantire in qualche maniera la presenza della popolazione delle persone, diciamo che ci sia lavoro, c'è poco da fare, no? Secondo me, tutto sommato, però, ripeto, ancora una volta, non ci si può sicuramente lamentare, generalmente, tendenzialmente. Ecco, voi avete Perché noi in montagna, sì, lo siamo, però diciamo che siamo anche particolarmente agevoli, non siamo lontani, insomma, in autostrada in mezz'ora si arriva al centro a Udine. Sì, lo Quindi ci sono altre situazioni in montagna, mi rendo conto che sono veramente ancora più in difficoltà perché sono molto molto isolate ed è chiaro che per loro è ancora più difficile perché mancano probabilmente anche le prime necessità, mancano proprio i primi servizi che sono fondamentali. Ecco, voi lì avete un bellissimo centro anziani che mi pare che durante la pandemia ha fatto il suo lavoro e poi avete anche l'abbazia. Parliamo prima del centro anziani, come sono andate le cose, che il sindaco lo sa sicuramente. Lì è stato un argomento scottante, nel senso che è stato veramente molto faticoso. Diciamo che durante la prima ondata siamo riusciti a tenere fuori il Covid, durante la seconda invece, come praticamente quasi tutte le case di riposo, non siamo riusciti ad evitarlo ed è stata una situazione veramente molto molto difficile e per me è stato molto provante la situazione perché
in teoria non avrebbero dovuto essere presenti i malati di Covid all'interno, però purtroppo l'azienda sanitaria non aveva la disponibilità di trasferimento e quindi abbiamo dovuto arrangiarci da soli. Siamo arrivati a situazioni veramente complesse, tra cui per esempio la mancanza di bombole di ossigeno che erano necessarie per le persone che erano ammalate. E racconto magari un episodio che è stato molto difficile, ripeto, proprio in corrispondenza dell'8 dicembre mancavano completamente le bombole, non ce n'erano più. A quel punto la casa di riposo, che è comunque di gestione di proprietà comunale, mi ha interpellato telefonicamente chiedendomi di fare il possibile per riuscire a recuperare queste bombole. A quel punto ho telefonato a un direttore sanitario, veramente una brava persona in questo caso, il dottor Turello, che mi ha dato un numero di telefono, e da lì poi ho cercato costantemente in mezza Italia di recuperare qualcuno che fosse in grado di recuperare queste bombole. Alla fine siamo riusciti a recuperare 5 di queste bombole per il numero necessario e il giorno dopo la ditta, dopo diverse ore di telefonato, ha recuperato anche le altre. Però, sai, pensare che magari la mancanza, non riuscire a recuperare poteva provocare anche questa persona qua è una cosa molto difficile. Ecco, queste sono situazioni che si sono state vissute nel corso di cui ne ho raccontato una che mi ha particolarmente colpito, anche perché mi ricordo giravo qua per il comune col telefono in mano come un matto a cercare di chiamare per riuscire a recuperare queste benedette bombole. Però, insomma... Ma però l'attività normale sta andando avanti, no? Non so, lavori pubblici. Ecco, dici un momentino quali sono le attività, perché l'amministrazione comunale avrà un suo plan, no? Allora, noi avevamo anche in altre difficoltà perché purtroppo da molto tempo eravamo sottodimensionati. Sì. E quindi era difficile andare avanti quando si è sottodimensionati. Per questo siamo riusciti proprio la scorsa settimana, finalmente dopo tantissimi mesi in cui ci provavamo a svolgere i concorsi che sono stati completati, saranno completati anzi la prossima settimana, e quindi finalmente avremo le persone necessarie per poter andare avanti, perché chiaramente senza gente a lavorare è molto difficile procedere, no? Quindi speriamo adesso di ritornare al regime normale, diciamo così, cioè quello di riuscire a garantire i servizi che sono necessari. Non è stato facile, per questo devo sicuramente ringraziare i dipendenti che sono rimasti sempre quelli operativi, insomma, perché hanno fatto veramente un gran lavoro in questo periodo. E comunque abbiamo coperto anche questa situazione che stava diventando veramente critica. Insomma, piano piano, sì, non è facile. Diciamo che la situazione per quanto riguarda la gestione dei comuni è complessa, perché nei comuni anche la cosa più semplice, più banale, qualunque idea che ti possa venire, in realtà richiede uno sforzo enorme per riuscire a fare, perché hai tantissimi vincoli. E la burocrazia purtroppo è un problema non da poco. Dappertutto. Senti, sulla viabilità sei abbastanza soddisfatto della viabilità di Moggio? Allora, diciamo di sì, perché siamo riusciti a reperire tutti i finanziamenti necessari per completare le opere di messa in sicurezza della viabilità, degli asfalti, e quindi quest'anno abbiamo fatto appaltato diverse, non mi ricordo l'importo esatto, comunque si parla di diverse centinaia di migliaia di euro per il completamento delle nostre opere. Mancherebbe ancora la strada della Valaupa, che è un po' in difficoltà, ma da che so FVG Strade sta intervenendo, quindi mi auguro che venga fatta il prima possibile. La viabilità non ci si può sicuramente lamentare. Ecco. Hai qualche iniziativa, non so, per qualche variante al piano generale, oppure l'avete già fatto? In questo momento diciamo che l'iniziativa che è stata fatta in passato, diciamo che in questo momento necessità urgenti non ce n'è. In passato c'era necessità urgente di garantire degli spazi in qualche maniera al nostro cartificio, insomma, che ha molti dipendenti impiegati, e con una fatica incredibile, perché ci sono voluti 4 anni, siamo riusciti ad eseguire questa variante, creando quegli spazi che per loro erano, secondo loro dire, secondo loro riferimento, secondo quello che aveva riferito, fondamentali. Ed è stato anche lì, ripeto, come dicevo prima, una situazione per cui anche la cosa più semplice diventa molto difficile. Alla fine però, insomma, po' di sacrificio, anzi un notevole sacrificio ce l'abbiamo fatto. A casa, ecco. Sì, sì. Quindi non è facile. Ecco. Moggio ha delle associazioni, mi pare, no? Molte, ne ha molte, alcune sono partite. E come vivono la situazione che stanno riprendendo? Insomma, allora, una delle cose che devo dire che mi ha infastidito in questa, io che sono un animale da compagnia, il fatto di non riuscire a stare insieme alle persone, perché era molto difficile in questo periodo. Adesso forse finalmente torniamo alla normalità.
però non è stato vissuto bene, perché è chiaro, le associazioni hanno la necessità di fare delle cose in compagnia, non potendosi trovare, non potendosi organizzare, è diventato molto complesso. Io mi auguro che nel frattempo nessuno si sia seduto, perché insomma la vita ricomincia, però sì, ce ne sono davvero parecchi e alcune di loro sono veramente molto molto operative, sì. E io ritengo che in un paese piccolo, in tutti i paesi piccoli, siano la colonna portante in qualche maniera della vitalità dei paesi, per cui diciamo che almeno io come sindaco ho sempre cercato di dare il massimo contributo. Anzi, più sono le richieste, più sono le iniziative che queste possono portare a noi, meglio è, perché sono loro in realtà che garantiscono la vitalità del paese. Questo è ricordo in ambito sportivo la mitica Moggese, no? politica Moggese, sì, sì. Molta gente. Sì, adesso sono in terza categoria purtroppo, però insomma mi auguro i ragazzi che la stanno gestendo stanno cercando di fare il meglio possibile, tra l'altro sono tutti del paese, quindi spero veramente che possa tornare come lo era negli anni 50 quando vinceva tutti i scudetti del Carlo, che ne aveva parecchi una volta, no? Sì. Però insomma dai, spero che loro l'aventura possa proseguire. L'abbazia è sempre un punto di riferimento, oltre Sì. che dal punto di vista spirituale, anche per la comunità è un punto di riferimento, no? Non dico obbligato, ma comunque che segna un po' la cittadinanza, no? Certo, certo. Allora, l'abbazia l'anno scorso abbiamo ricordato i 900 anni, no? Che è l'anniversario, 900 anni dell'abbazia, sono davvero tanti. E devo dire che io proprio in quell'occasione lì mi sono rivisto anche la storia. La storia è davvero enorme dietro l'abbazia. Era proprio il centro nevralgico, insomma, di questo territorio, perché tutti erano costretti a passare nei secoli scorsi proprio dall'abbazia. E abbiamo fatto una serie di eventi proprio nel 2019, 2 anni fa, anzi 2019, perché l'anno scorso è un anno buio, si può anche dire che non c'è stato praticamente un anno, però sì, abbiamo fatto una serie di eventi che hanno caratterizzato una bella partecipazione da parte della popolazione, proprio per ricordare quello che è probabilmente il simbolo principale del nostro paese. Sì, perché anche quando si passa dall'autostrada è impossibile non vederla, no? Diciamo così, è molto evidente. Direttamente lì, insomma, ecco. Bene, caro sindaco, ti ringrazio che ci hai dedicato. Ci mancherebbe, io ringrazio di cuore te invece. Sì, e comunque io spero che tornerai ospite della mia trasmissione, in modo che magari più avanti, quando ci saranno magari qualche eventi particolari, ricordo per esempio su Carne e Armonia, io so che anche voi organizzate qualcosa, quindi ci sarà modo e tempo anche per sempre molto partecipativa. Tu prepara un tic di salampe, di formaggi e vengo giù volentieri, d'accordo? Grazie ancora, grazie a te, grazie a te l'amministrazione grazie mille, cittadini di Moggio. Ciao, Mandi. Ciao Enzo, buona giornata, ciao. Questa trasmissione è stata offerta da Panificio Adami.